Partita la Serie 3, presentiamo la seconda, Davide Guidolin 1, Thomas Valenti 2, Luca Mascarino in 3, Cristiano Antioglu 4, Dylan Bonaguro in 5, Marco Deano in 6, Filippo Biasi in 7, Alessandro Calcagni alla 8. E allora dovrebbero esserci i ragazzi in zona podio per le prime premiazioni del pomeriggio. Partiamo con la gara dei 100 stile libero assoluti maschi. Siamo sul terzo gradino del podio. A lui la medaglia di bronzo, i nuovi colori del De Hacker Team, Leonardo Vimercati. Secondo posto e medaglia d'argento, anche lui in rappresentanza del De Hacker Team, Fabio Lombini. E primo posto e medaglia d'oro per il team Veneto, nuovo record della manifestazione in 49,89, Manuel Frigo. E questo dunque è il podio, Vimercati il bronzo, Lombini l'argento e Manuel Frigo la medaglia d'oro con record. Lo ritroveremo tra pochissimi minuti nella prima serie dei 200 d'orso. Intanto 2.06 e 62, Giovanni Carossa si aggiudica questa terza serie, alla partenza la seconda.